Continuano ad essere agitate le acque in Casalega. Questa volta è la notizia della pubblicazione sull'albo pretorio del comune di Padova dei rendiconti delle spese per la campagna delle amministrative del 2022, a far sobbalzare sulla sedia alcuni esponenti del Carroccio. E sono sobbalzato dalla sedia perché quando ho visto la cifra di 136.000 euro ho fatto subito un calcolo diretto, 5.704 sono i voti e vengono fuori 22 euro al voto. E sappiamo benissimo, insomma, che la campagna amministrativa è stata una campagna decisa da poche persone, decisa a Roma, hanno scelto il candidato, hanno deciso le liste, hanno fatto quello che hanno voluto e quindi non si sapeva nulla, non si è saputo dell'organizzazione, non si è saputo neanche di quanto sarebbe stato l'impegno finanziario per quella campagna. Io mi chiedo come si fa a chiudere un partito alla discussione e alla partecipazione per poi presentare un conto del genere. Il confronto è acceso tra gli iscritti al partito, come quello andato in scena nelle nostre emittenti tra l'onorevole Massimo Bitonci e l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè. La gente quando vede queste cose non capisce, poi si arrabbia, però è anche vero che bisogna porre una chiarezza. D'Arè è stato segretario della Liga Veneta eletto a un congresso e poco dopo le politiche che decisero le candidature tramite segreterie elette. Ricordo nel 2018 c'erano i segretari provinciali eletti dal congressi e il segretario nazionale eletto da un congresso, i quali hanno deciso in un direttivo, in una riunione, quali erano i candidati per le politiche. Ecco, questa è la differenza rispetto a quanto ho appreso che bisognava fare una telefonata per chiedere quello che si sarebbe dovuto sapere in un direttivo, in una riunione, in maniera aperta. Ora i militanti attendono la stagione dei congressi. Ecco, io voglio mettere in chiaro una cosa però. Non è che si va a congresso con la lista dei militanti oscurata all'insaputa di tutti e soprattutto con la lista dei militanti diversa rispetto a quella di 2 anni fa. Non è che ci troviamo al congresso con 40-50 militanti dell'ultima ora fatta da un commissario dentro un ufficio con un tratto di penna, perché quello non sarebbe un congresso valido.